Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, ragazzi, pole position devastante, tutte le sessioni di prove libere, qualificazioni, warm up, workouts, tutte con pioggia battente. Incredibile, perturbazione mondiale in Catalogna, arriva una pole dominata, 2 decimi solo, però bene, dobbiamo vincere sta gara assolutamente, pretendo la vittoria. Vai raga, scateniamo l'inferno, fioi. Cioè piove così da venerdì, raga. Cioè non so da giovedì, non so neanche io quando. Vai. Siamo partiti bene. Chiaramente noi chiudiamo subito al secondo chiunque sia, ce ne sbattiamo i maroni. Ecco, subito lungo, subito cagatissima. Subito il cagatone. Ma perché devo perdere 50 posizioni? Partenza non buona. Cerchiamo di andarcene, voglio andarmene via però, ma perché le qualifiche vanno tutto bene poi adesso in gara soffro, dai, voglio già 10 secondi di vantaggio alla terza curva. Certo ci voleva sta pioggia devastante ragazzi, veramente. Pioggia spaventosa. Catalogna sarebbe stato un fortino per Veneziano quasi inespugnabile negli anni d'oro, Se andava male arrivavo primo con 10 secondi di vantaggio, se andava male. E qua piove veramente tanto, Il tircone fuori. E beh, ma poi con la pioggia penso... Zio cane. No, 2 decimi di cosa? No, cominciamo. Ma non ho fatto niente, porco Diaz. È frustrante questa roba. Ancora il tircone fuori. C'è una penalità e non so il perché, bene. No, mi sembra positivo. Lunghissimo. Ora sto sbagliando la prima cosa che non va bene. Me ne devo andare però raga, me ne devo andare, se no so cazzo. Devo mettere anche Michele a 1, se no non arriviamo a fine gara. Ok. Però in Spagna devo vincere qua, nella tana di Marchetto Marquez. Deve cominciare una piccola fuga comendiana, vediamo se ci riesco, e non ci riesco per il momento. Ci riesco per il momento purtroppo. 6 decimi di vantaggio bastano per vincere, ma voglio di più. Non sono tranquillo così. Perché più vantaggio ho, più dopo posso gestire negli ultimi laps. Questa la odio. Non è facile in queste condizioni, poi l'ultimo settore lo odio. Guarda lo stronzo! Guarda che roba! Non ci voglio credere. Ma guardalo! Un fenomeno sembra, il fenomeno, lascialo là, qui c'è Cheval. Non ho parole. Con la penalità che ho, problema. Qua vado sempre un po' lungo. Si commento poco ragazzi, ma perdere 25 punti qua mi girerebbero troppo i coglioni per una penalità ingiusta. Veramente penalità vergognosa, Poi cercano sempre di buttarti fuori.
dopo la curva che perdo tanto è la prossima, non questa ma quella proprio curva a gomito qua che ti distrugge, cazzo. Male, l'ultimo settore è quello dove faccio più fatica purtroppo, ma senza la penalità ero molto più tranquillo, invece no, devono darmi 2 decimi, accidenti Oliva, fuori Oliva, tante cadute qua a Barcellona con la pioggia. Occhio, ok. Sa il quarto della penalità. Mi spingerà come un porco fino alla fine. Ok, finalmente presa bene, finalmente presa come Dio comanda. Attento, come attento, non essere un porco lodro per piacere. Ok. Anche voglio tornare al successo qui in Barcellona. Finora ho vinto una gara, voglio vincere la seconda tappa del mondiale. Adesso ho preso un bel vantaggio, che perderò tutto qua. Stare molto attento con questo clima. Il quarto è fuori, Quartararo è fuori che era dietro di me, incredibile. Bisogna capire dov'è Marquez però. Bisogna capire dov'è Marchetto Marquez adesso. Vabbè, siamo in fuga. Non lo vedo neanche superare Marquez, dove cazzo sta? O si è ritirato, godo come una merda. No, piano. Non c'è però, bruttissimo sto errore per vedere Marquez, ho fatto il cagattone biblico. Non vedo Marchetto, calma, un'occasione più unica che rara. Sarebbe il secondo ritiro stagionale. No, guarda che stiamo iper dominando. Alex Marquez fuori. Mamma mia quante cadute sotto la pioggia, bellissimo però. L'importante è che non cadiamo noi. Tutto così, tutte le prove così, è pazzesco. Ok, sofferenza incredibile, manca un giro e qualcosa. Non serve forzare. Almeno le gare favorevoli dobbiamo vincerle, cacchius. Vignales fuori, ma si stanno ammazzando tutti ragazzi. Si stanno ammazzando tutti. Anche Miraggio. Tarallu, madonna, la pioggia sta massacrando il mondo. Spaventoso, non c'è nessuno dietro di me, si stanno ammazzando tutti dietro. Devo sfruttare assolutamente questa cosa. Fondamentale per noi sfruttarla a dovere. 5 secondi di vantaggio dal secondo. Si sono ammazzati tutti dietro.
come i vecchi tempi, dai cazzo, come i vecchi tempi. Fai una lap come indiano qui a Barcellona con le ragazzotte senza reggiseno che ballonzano cose molto importanti e godono come porche nel vedere il Cume tornato come i vecchi tempi, come i Fast. Mamma come piove, mamma come piove. Dai, che possiamo fare la seconda vittoria stagionale. Bisogna capire Marquez, forse si è ritirato Marco Barchetto. Con tutte ste cadute forse non mi sono accorto. Ancora il quarta fuori. Iannone, mamma mia. No, 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 ok. E il Cume c'è, il Cume c'è. Forse siamo in 10 in pista, non lo so, ma l'andiamo a vincere. Grande vittoria di cuore, di classe, di tutto. La regia ci porterà in zona podio per assistere alla cerimonia di premiazione, ma nel frattempo vediamo insieme la classifica finale. Cioè guardate i ritirati Marquez, Miller, no, sono ritirati in 50, siamo rimasti in 3 sole moto giunte al traguardo. No ragazzi, non ho parole, siamo primi a più 16 su Marquez. È successo veramente il finimondo. E il parco chiuso non comincia a popolarsi. Pazzesco. E adesso lui e i suoi meccanici si abbandonano giustamente ai loro festeggiamenti. Bonus, una bella vittoria pesante. Si godono gli applausi di team e tifosi. Tutti oggi hanno dato il massimo, ma non si può negare. Yes. Fa tanto morale questa, eh? Non soldi perché non ne abbiamo. Vabbè, questi sono merde acute. Mamma mia. Disastro. Raga, anche oggi pioggia, siamo quarti in griglia, un po' più di fatica. Porca puttana. E finalmente lo spettacolo avrà inizio. No, medie. Ok. Ok. Va bene raga, andiamo. Bisogna far punti fioi, eh. Teniamo l'inferno. Vai. Dai, devo fare una buona partenza per non rimbottigliarti nella bagarre del Saxa. Famosissima la bagarre del Saxa, vaffanculo Rossi, zio porco Rossi. Mi stava buttando fuori. Ha perso 2 posizioni così. No, ma dai, ma 2 decimi di cosa? Ma 2 decimi di cosa, zio che? Ma puttana troia, ogni volta! Rossi fuori davanti a noi, a Birlotto. Speriamo che la pioggia sia una mia alleata anche oggi. No, però non possiamo, dobbiamo fare punti perché Marquez la vince secondo me questa. Non riregaliamo il favore che ci ha fatto lui a Barcellona, in casa sua per giunta. E in 3 siamo rimasti, cioè pazzesco. Mai visto su MotoGP una roba del genere. Ah, non è caduto Rossi, scusate, Vignale si è caduto. Marquez fuori! Marchetto ancora fuori! Non ci credo. Marchetto ancora fuori. Marchetto fuori. Ci vogliono dare il mondiale. Miller fuori. No vabbè, quella pioggia è devastante. Cadono in 50. Sta succedendo il finimondo.
Non ho parole. Ma tutte cioè, carriera del mondiale è qui, Non serve rischiare, raga. Pare che se non cade Dovizioso può rientrare anche il Dovi, Non facciamo cagate. Cioè, Marquez è caduto, forse si è ritirato. Ok, 8 giri però sono, 8 giri veramente da panico. 8 giri pesanti come il culo della Mindy. Il podio forse è alla nostra portata, comunque. Il quarta stava cadendo, fuori escargot. Fuori escargot. Diciamo che stiamo andando un po' prudenti, lo ammetto, lo riconosco. Ma quando ho visto Marchetto scivolare è normale che il primo pensiero sia quello. Poi ho detto, Marchetto è spiegato che nei giochi, che se vuole ritornare in pista subito, secondo me è un po' un azzardo però. Attento Cuba, capisco andare piano, ma non proprio lumache. Ma devo fare qualche punto, anche perché ripeto la gara comunque è pericolosissima. E ho anche la penalità che non so dove l'ho presa, cioè, perché più che altro, sei per un punto assurdo. E se Marquez si è ritirato ancora rido, Siamo quinti, fuori dal podio. Dovi fuori, incredibile. E anche Valentino. No, mi vogliono dare il mondiale, ragazzi. Me lo vogliono consegnare. La cosa ormai sembra molto ufficiale. Io ho dei problemi però, nel senso, mi superano in troppi. Super innominabili, siamo di nuovo fuori dal podio, peccato, con queste cadute è un po' ridicolo non essere tra i primi tre. Però si vede che noi stiamo comunque amministrando, un po' come Alain Prost, il professore che cerca di prendere qualche punticino irridato, senza per forza rischiare. Perde la testa, podio no. Arco miseria, che errore! Ok. No, non è possibile. Non è possibile. Cioè io non so che dire, ragazzi, non so che dire. Non so cosa dire. Siamo in pochissimi, altri ritiri di massa, cioè, non ci credo, fioi. Cioè, 2 gare senza senso. Questo è pesante per la classifica, pesantissima. Mamma mia che rischio.
Speriamo di non far cappelle, grazie. Cade Zircone dietro di me. Ci saremo in, non so, in 3 anche stavolta. Guarda che roba! Cioè, faccio che fatica a commentare una gara, 2 gare così. Vabbè, noi ce le portiamo a casa, ce ne sbattiamo i maroni, però un po' curioso onestamente. Cioè, la volta che era successa una cosa del genere in Austria la seconda, cioè l'altro anno. Ma non ho più visto gare così. Quartararo a 5 secondi di vantaggio, ma non è un problema. E anche il quarto cade. Non ci sono parole. Stanno cadendo tutti, finisco la gara solo io se va avanti così. Raga, aspetto commenti da parte vostra per capire che fare, cioè nel senso, se perché è successo questo in 2 gare consecutive. Noi stiamo andando a vincere una gara, veramente siamo da soli, sembra una prova libera. Ok. Inizia l'ultimo giro, adesso cade anche aspetta, attenzione che cade. No, non è caduto. Addirittura fa il giro veloce Vignales. Però cade Miraggio. Scusate il mio silenzio, ma rimango abbastanza scioccato. Potrò vedere anche qualche discussione su Steam, se è una cosa che se sia un bug, perché a questo punto, raga, presumo sia un bel bug importante sotto la pioggia. O comunque tracciato bagnato. Due curve ed è seconda vittoria di fila. Noi siamo in 3 anche stavolta, perché meno di 3 è impossibile a mio parere. E andiamo a vincere con classe, soffrendo, ricade Vignales, benissimo. Seconda vittoria di fila, però questa mi lascia un po' la mano in bocca. Mentre i piloti della MotoGP Sì, in 3 il giro d'onore e rientrano al parco chiuso, andiamo a vedere insieme. Abbiamo 41 punti di vantaggio. Mondiale completamente ribaltato. Cioè. Questo pilota oggi ha saputo imporre.
sto punto direi aspettare magari qualche patch per continuare, perché se è sempre così, se piove ogni gara, so cazzi. Va bene raga, sotto il comandante veneziano sono scioccato. Ciao!